Adesso cambiamo argomento, parliamo di un progetto di cultura, di musica, di rinascita del nostro territorio. Una stabile, la canzone classica napoletana. Con noi questa mattina il nostro prossimo ospite, Gennaro Pisapia. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Gennaro, Diletta. tu sei l'ideatore di questo bellissimo progetto? Sì, lasciami dire che io canto la canzone napoletana da moltissimi anni. E per 25 anni sono stato con un gruppo che ha avuto un discreto successo negli anni 80-90 che si chiamavano I Cimarosa. Certo. E I Cimarosa abbiamo fatto molti dischi, televisione nazionale, Mediaset eccetera eccetera, con grande successo. Abbiamo fatto 4.000 concerti in tutto il mondo. Complimenti. Grazie. Poi a un certo punto c'è stato un cambiamento della musica sulla canzone napoletana, dove mi sono preso qualche anno di riflessione e di studio della canzone napoletana. Volevo così trovare altre forme musicali, ma poi alla fine mi sono reso conto che oggi a Napoli mancava, con la scomparsa dei grandi interpreti della canzone napoletana come Murolo, Sergio Bruni, Fausto Cigliani, mi sono reso conto che il genere napoletano stava andando verso altre strade, insomma, culture, che però ci appartenevano poco. Per cui ho pensato forse ritornare al classico napoletano era la cosa più giusta per dare la possibilità ai giovani e alle persone di ascoltare la canzone classica napoletana. E da qui il progetto La canzone classica napoletana. Sì. Hai sentito un'urgenza, mi sembra di capire. Sì, in effetti ho aperto una stabile della canzone napoletana prima in un teatro che si chiamava il Teder, che è una chiesa sconsacrata al centro di Napoli, e poi da luglio dello scorso anno sto facendo spettacolo al complesso monumentale di Santa Maria la Nova, Certo. dove praticamente 1 o 2 volte al mese facciamo concerti della canzone napoletana autogestiti, non c'è assolutamente nessuna istituzione che ci appoggia in questo, ma la cosa importante è che oltre a cantare le canzoni dell'Ottocento e Novecento napoletano, noi spieghiamo quando è nata la canzone napoletana, insomma diamo una storia. Infatti anche sui social, io su Instagram, Facebook e TikTok, ogni settimana pubblico a pillole la storia della canzone napoletana, quindi chi volesse seguire delle curiosità, gli aneddoti, perché nasce la canzone napoletana. Sì, partiamo dal principio che Napoli è l'unica città al mondo ad avere una propria canzone. Quindi un elemento centrale in quella che è la nostra identità culturale, in primis, e poi musicale. Esatto, questo è l'intento, e devo dire che stiamo ottenendo molti consensi, abbiamo sempre sold out, perché poi sono 150 posti che possiamo ospitare in questa struttura. In estate lo facciamo addirittura nel chiostro all'aperto, mentre attualmente lo stiamo facendo nell'antico refettorio, che è una struttura bellissima, anzi la gente ha anche la possibilità, venendo prima, di visitarlo, perché di a volte visitare il sono complesso. dei luoghi che i napoletani stessi non conoscono. Esatto. Poi adesso sai che si sta parlando che Draugula è morto a Napoli, quindi e pare che sia proprio lì, forse c'è, stanno facendo delle ricerche. Io ci credo, perché poi Napoli è una città, diciamo, che è anche fortunata, come si dice, vedi Napoli e poi muori, e magari lo stesso Dracula è venuto a Napoli. Chissà, chi può dirlo. ed è morto a Napoli, insomma. Sicuramente il vostro è un appuntamento molto particolare con la musica, tra l'altro ogni serata è diversa e c'è una costruzione proprio particolare della scaletta, del filo narrativo. Esatto, noi partiamo con un periodo e poi cantiamo le canzoni classiche napoletane, principalmente l'Ottocento
800-900 con i brani famosi Te vorria vasà, Mie sograne, per poi cambiare. Mie sograne è una delle più belle canzoni napoletane in assoluto. Una delle mie preferite. Sì, anche la mia, ti devo dire. Sì? Sì, ti devo dire. Condividiamo allora questa passione. Sì, sì, e quindi poi ci sono tanti aneddoti perché la canzone napoletana è stata scritta da un poeta come Salvatore Di Giacomo e chi è dedicata, e devo dire che la gente è molto attratta. Per esempio l'ultimo spettacolo abbiamo avuto come ospite, perché ogni tanto portiamo qualche cultore sulla napoletanità, Angelo Forgione. Angelo Forgione, che lui ha scritto un libro, Napoli ti amo, che è un libro che parla poi anche proprio della nostra cultura, rispetto al patrimonio che noi abbiamo scritto, che dobbiamo imparare a leggere il napoletano, dobbiamo imparare a parlare bene il napoletano. Chiaro. E poi lui è talmente bravo che io gli do la scaletta della serata e lui riesce a trovare degli aneddoti, dei racconti, agganciandosi poi alla scaletta delle canzoni. Quindi diventa uno spettacolo nello spettacolo. E questa è una cosa che vogliamo ripetere. Che voglio ricordare, tra le più recenti, A Pizza, realizzata con Lucarello. Sì, alla fine poi in questa ricerca musicale ho voluto dimostrare che la canzone classica napoletana può adattarsi a tutto. E con Lucarello, che io reputo un bravissimo autore rapper, ma anche rapper, lui ha trovato le parole giuste, ma la cosa bella è che lui non ha fatto, come solitamente si fa, si stacca dal ritmo della canzone, ma lui ha creato la sua parte su quella melodia, su quell'andamento, e quindi è venuta una cosa molto simpatica, che poi è diventata la sigla del Pizza Festival dello scorso anno. Del Pizza Village? Sì, è stata la sigla del Pizza Village. Che bello, quindi mi sembra di capire che poi nei tuoi spettacoli trovano spazio artisti, scrittori, ospiti che vengono a trovarti e quindi poi ti regalano anche delle pillole, dei momenti particolari. Sì. Il gruppo si chiama Pisapia, che sono io, e Gruppo Smeraldo. Perché Gruppo Smeraldo? I musicisti sono Michele Cordova alla chitarra, Peppe Carannante al clarinetto, Mario Carannante violoncello e basso si alterna, Franco Paolo Perreca al sax, soprano e percussione, e Alessandro Pignalosa al mandolino. Il gruppo si chiama Smeraldo perché quando ho avuto i 25 anni e ho vissuto i 25 anni nei Cimarosa, Franco Smeraldo, insieme a un altro mio amico Peppe Barone, uno dei fondatori dei Cimarosa, abbiamo vissuto un po' di storie belle e brutte insieme, perché quando stai insieme e giri il mondo, poi alla fine trovi sempre degli argomenti da raccontarti. Purtroppo Franco 15 anni fa è venuto meno, è morto di tumore, e io quando ho ripreso 3 anni fa il mio cammino, almeno ho voluto che lui mi accompagnasse con il suo cognome. Ecco perché Gruppo Smeraldo, a parte che i miei musicisti sono delle pietre preziose, perché sono dei grandi professionisti, è vero, questo non ti posso dare torto. Senti, parlavi di particolarità delle chicche che tu dai nei tuoi spettacoli, non solo ma anche su Instagram. Me la dici una cosa divertente che nessuno sa? Sì, ti posso raccontare per esempio che... In chiusura siamo, quindi devi... Guarda, mi viene in mente Voce Notte. Sì. Voce Notte, per esempio, che è scritta da... il poeta ha dedicato questa canzone a un suo amore, che però questo amore era contrastato dalla famiglia. In effetti era una famiglia ricca e non volevano che questa ragazza andasse in sposa a un povero poeta. È successo che l'hanno dato in sposa a un ricco uomo del paese, e si sono sposati, che era anche più grande di lei, di 45 anni. Alla fine praticamente, come io dico negli spettacoli, c'è sempre una mano che ti aiuta. Quest'uomo dopo 2 anni di matrimonio è morto, non avevano avuto figli, e l'autore, praticamente il poeta, ha potuto sposare questa donna e hanno avuto 8 figli.
Vedi? Hanno avuto L'amore vince esatto, sempre. hanno avuto 8 figli, quindi lui è partito da dedicargli la canzone Vecionet e poi dico una cosa divertente che può essere vera o non vera, Sì. che come hanno cresciuto questi 8 figli, se Come? lui era un poeta, con l'eredità del vecchio morto. Vedi? Quindi alla fine Doveva tutto andare ritorna. così. Tutto Ebbene, ritorna. io ti ringrazio tantissimo per Io essere ti nostra ringrazio. compagnia. Abbiamo parlato della canzone classica napoletana con Gennaro Sì, Pisapia. e invito la gente a venire Invitiamo assolutamente i nostri ovviamente anche tu sei invitata. Grazie. E poi permettimi, perché poi io non mi faccio mancare niente. Sì. Ho scritto un'autobiografia lo scorso 2 anni fa Sì. e adesso quest'anno è uscita da poche settimane Il piccolo una fiaba per libro. ragazzi e bambini. Che bello. E voglio regalarti Ah, che piacere, grazie mille. per Tanto scritto noi da me. andiamo in pubblicità.